E qua arriviamo a un'altra che è la 2. Questa, guardate un po' che meraviglia, ha un dromos, c'ha un'apertura abbastanza ampia per l'ingresso. Qua vediamo uno spazio per mettere gli oggetti votivi o chissà cosa, non lo so. Qua, caspita, guardate un po' che roba, è enorme, enorme. Allora, qua vedo qualcosa sul soffitto, aspettate che, vedete c'è, come se ci fosse una specie di trave centrale, una trave centrale. Qua abbiamo dei residui d'ocra, chiarissimi, che belli, caspita. Qua abbiamo la porticina ben rifinita. Peccato, il tipo di roccia è friabile. Cavolo, là dentro poi abbiamo un'altra porticina, poi entro e qua, guarda che roba. Abbiamo una cella, 2 celle e 3 celle. Proprio molto belle. Là abbiamo delle lesene. Vedete? Ho un falso pilastro, non capisco bene. Forse entrambi, un falso pilastro e delle lesene. Anche qua. Scanalature per l'acqua. Sul soffitto, a parte quella cosa che vi ho fatto vedere, non vedo altro. Vediamo se piano focolare o cose di questo genere, non mi pare. Molto bella. Questo sembra un falso pilastro. Vedete? Quello con residuo d'ocra. La porta è proprio ben disegnata, molto bella. Qua abbiamo anche un dromos. Caspita.